Regione del Veneto oggi ha voluto con questo evento, Space Meeting, lanciare una sfida al mondo assieme a tutti i suoi partner economici, Confindustria, ReRail, per fare in modo che quindi lo spazio arrivi in Veneto e il Veneto possa lanciarsi nello spazio assieme a tutto il suo tessuto ricchissimo di piccole, medie imprese, grandi imprese che possono fare la differenza, dire la loro in questa avventura nello spazio. Space Economy vuol dire tanto, dobbiamo però riempirla di contenuti. Ecco perché oggi abbiamo voluto anche la challenge, quindi Veneto Stars, questi ragazzi, questi giovani qui con noi da tutto il mondo, italiani e non, per progettare, immaginare un futuro migliore, un futuro ricco di opportunità, per far business ma anche per gestire meglio le risorse scarse, sempre più preziose, l'acqua, la terra. Oggi vogliamo che i dati spaziali ci aiutino a vincere sfide terrestri. Questo lo possiamo fare solo grazie ai giovani che rappresentano il più grande investimento per noi come regione, quindi come ente pubblico, ma per tutto il tessuto imprenditoriale, veneto, nazionale e mondiale. Bisogna investire sui giovani, dare fiducia e fare in modo che loro possano esprimere al meglio, in modo anche spontaneo, senza grandi sovrastrutture, ma dando veramente fiato al loro pensiero, alle loro grandi energie, che dobbiamo solo saper canalizzare. Quindi oggi all'interno di Space Meeting la challenge e quindi questo premio che domani verrà assegnato a uno dei 10 gruppi che oggi si sono cimentati nell'illustrazione dei propri progetti vuole proprio testimoniare questo, che bisogna investire sui giovani, bisogna dare loro fiducia e non bisogna aver paura di far fuggire i cervelli, bisogna solo poi saperli catturare, farli crescere, lasciarli, riprenderli, lasciarli, riprenderli. Dobbiamo crescere, non dobbiamo aver paura delle nuove avventure.